Una buona giornata dalla TGR, sono le 7:31 minuti in questo istante. Ben tornati a Buongiorno Regione, il nostro programma informativo del mattino curato dalla nostra redazione. Noi oggi cercheremo di tracciare un ritratto dell'intellettuale, del poeta, dello scrittore Ciccitu Masala, antisistema per eccellenza. Il suo pensiero a 10 anni dalla morte è ancora attualissimo. Lo faremo grazie ad un documentario che racconta proprio la sua storia e il suo pensiero. Vi faremo anche vedere gli stralci di alcuni filmati tratti dall'archivio delle teche della RAI Sardegna. E con noi Marco Gallus, regista. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo proprio da qui. Lei ha realizzato questo documentario che cerca un po' di racchiudere una vita straordinaria, quella di Ciccitu Masala, 90 anni, a 10 anni dalla sua morte. Da dove è partito per cercare di tracciare un quadro che è sicuramente molto complesso? Sì, diciamo che questo documentario è un processo, un lavoro che diciamo, ha una durata di almeno 5 anni buoni. Io ovviamente ero un lettore di Francesco Masala, però era un lettore, come dire, non completamente consapevole, cioè nel senso che questa consapevolezza sia di Ciccitu Masala che della storia della nostra terra l'ho avuta soltanto nel tempo, approfondendo sempre di più le letture. Quindi sono passato, diciamo, da una lettura e da uno studio di Quelli delle labbra bianche, che è il suo testo Stiamo principale. vedendo intanto le immagini, adesso ne vedremo anche uno stralcio del documentario. Sono passato quindi da uno studio, diciamo, di quelle che erano le sue idee fondamentali, sino poi a approfondire e accorgermi di non sapere quasi nulla della storia della nostra terra. Vediamolo un pezzettino, intanto proprio un pezzettino del documentario, così poi continuiamo a parlare in studio. Stavamo vedendo le immagini, vediamo. C'è un proverbio sardo che afferma «Sa faula trazza da commente su rio», cioè pressappoco così. La poesia, il mito, è come il fiume. Dovunque passa, trascina quanto può e se lo porta via dalla sorgente del passato alla foce del presente. Vinti ma non convinti, Francesco Masala è il capo tribù nuragico, questo è il titolo, ne nasce anche un web doc in itinere, verrà tra l'altro proiettato oggi per la prima volta, il web doc, un pensiero complicato quello di Francesco Masala, però da sempre vicino agli ultimi. Quanto sono attuali ancora le sue teorie, il suo pensiero? Ma infatti legato anche proprio a quello che mi hai chiesto prima, cioè Ciccitu Masala è importante perché il suo pensiero è proprio attuale. Sai, il pericolo, tra virgolette, iniziale nel momento della gestazione proprio di questi progetti, perché poi adesso c'è questo documentario, c'è un web doc, però ci sono state anche ristampe di Quelli delle labbra bianche, Poesia Sindhu all'Imbas, quindi il pericolo all'inizio era non creiamo, come dire, il santino, capito? Non stiamo celebrando o ricordando, in realtà stiamo parlando di un personaggio che in anni molto più come dire, complicati di adesso, perché adesso insomma, abbiamo i social, c'è la possibilità di comunicare più velocemente, in anni più complicati era una delle poche voci che aveva la forza e il coraggio di andare contro un sistema nel momento in cui il sistema era forte, perché teniamo anche conto di questo aspetto. In questo momento il sistema, tra virgolette, Italia è come dire, molto, molto debole. Adesso, cioè Cosa direbbe oggi Francesco Masala a questo punto? Mi viene spontanea la domanda, per esempio, su uno dei temi centrali, più dibattuti di oggi, e cioè queste grandi migrazioni. Lui che era il poeta e l'intellettuale degli ultimi, oggi forse sono i più ultimi tra gli ultimi, i migranti. Sì, vabbè, questo è ovviamente sai, una cosa che mi stanno, dato che mi occupo da un po' di tempo in maniera quasi totalizzante di Ciccitu Masala, mi chiedono cosa direbbe rispetto a questo. Beh, io esattamente, chiaramente non posso parlare per lui, però penso che la sua storia parli abbastanza chiaro, perché comunque se vai a analizzare tutta la sua produzione nel corso insomma,
di almeno 50 anni ti accorgi sempre che lui sta dalla parte dei poveri, degli ultimi, dell'Aribiancos, quindi presumo che insomma si sarebbe sicuramente esposto e schierato pubblicamente. Sì. Allora il suo pensiero sapeva esprimerlo in una maniera veramente decisamente affascinante, ha parlato molte volte, riusciva ad arrivare al cuore delle persone diretto. Noi siamo andati a scovare proprio per sentire le sue parole, per sentirlo parlare, un documento del 1984, una trasmissione di Rai Sardegna, dei nostri archivi, Processo a Zio Paddori. Intorno al tavolo un gruppo di intellettuali discute dell'interpretazione di una classica farsa teatrale, Zio Paddori appunto, interviene anche Francesco Masala, allora sentiamolo. Zio Paddori va alla stazione ad aspettare il figlio Arrafiebi che ritorna in Sardegna dopo le campagne risorgimentali e Arrafiebi si presenta: io sono come Galibardo, dice, torro dalle patrie battaglie alla mia terra, e fa un discorso mezzo il sardo, mezzo l'italiano. Naturalmente Zio Paddori, chi non ha compreso nulla delle parole di Arrafiebi, dice: accidenti di figlio mio, iteliteraue, bene Antonino, così dice. Cioè il padre rimane conquistato da questo nuovo modo di essere, da questa dimensione. Però rifiuto l'interpretazione che della farsa sarda è stata data ultimamente. Un'interpretazione, direi così, dei nipotini di Carlo Marx. Cioè, secondo costoro, la farsa sarda sarebbe un meccanismo ideologico razzista, classista della borghesia cittadina, ormai italiota, contro il paesano sardesco, inurbato, ignorante, babeo. Questo è da rifiutare. Io invece colgo nella farsa sarda un elemento nazionalitario, non è un problema classista. Cioè, la posizione è questa, che Zio Paddori esprime, ma ripeto anche in Bellescesce Dottori, che è del 1904, cioè 15 anni prima di Zio Paddori. C'è il sergente Perdu, l'ex muratore, che ritorna dopo la campagna coloniale e con gli stessi mistilinguismo di Zio Paddori. Dunque era un motivo storico, legato al problema del bilinguismo, cioè la discrasia tra questa lingua sarda, antichissima lingua sarda, dopo l'unità a contatto con la lingua italiana. Allora, ricchi e soslari biancos, i poveri, contrapposizione, e poi questa lingua sarda attraverso la quale riusciva Francesco Masala a passare dall'italiano al sardo in una maniera veramente semplice e affascinante. Questi possono essere i due punti cardine di questo personaggio così particolare, del suo pensiero. Innanzitutto un bellissimo contributo, io non lo conoscevo, quindi sono gelosissimo di questo, anche perché adesso nella presentazione del webdoc, il webdoc è uno strumento opposto, come dire, al documentario, mentre il documentario è uno strumento di sintesi dove chiaramente ho dovuto tagliare tantissime cose anche molto interessanti. Nel webdoc invece, essendo uno strumento di approfondimento, ho potuto inserire tantissime cose. Questo filmato è legato a un aspetto proprio chiave, un tema del webdoc è proprio su questo punto, cioè innanzitutto il fatto che Cicitu Masala non era soltanto un poeta e scrittore, ma era aperto verso tutti i media. Quindi c'è un momento dove lui capisce che se non si arriva attraverso la scrittura, si può arrivare con le stesse tematiche, magari attraverso media che sono più a contatto col popolo, con la gente. In quel momento, tuttora la radio è fortissima, però in quel momento il teatro aveva un peso enorme. E lui è assolutamente infatuato in quel periodo proprio del teatro. Noi immaginiamo che oggi, oltre al teatro, Francesco Masala avrebbe utilizzato anche i nuovi media. Ci piace pensare che avrebbe utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione. Sì, anche su questo avrebbe sì, fatto. E allora, Gallus, grazie di essere stato con noi. Invitiamo naturalmente persone che ci stanno seguendo a approfondire la conoscenza di Francesco Masala.